È dal 2016 che il welfare aziendale continua a crescere nel nostro paese, per cui la situazione attuale è una situazione ancora di crescita del numero di piani e quindi del numero di aziende coinvolte, così come del numero di lavoratori coinvolti. Ho preso come riferimento il 2016 perché è dal 2016 che è entrata in vigore la riforma del welfare aziendale operata con la legge di stabilità di quell'anno, quindi approvata a dicembre 2015, che ha modificato ma non creato dal nulla il sistema di welfare aziendale italiano, che già era esistente nel nostro TUIR, anche se con un'impostazione paternalistica e di fabbrica figlia del Novecento industriale. Con la novità del 2016, il welfare aziendale è diventato molto più fruibile per le imprese, estremamente vantaggioso fiscalmente e contributivamente, accessibile anche nelle situazioni dove vi è un sindacato forte e una contrattazione collettiva di secondo livello fantasiosa e creativa. Quindi il welfare aziendale continua a crescere, cresce grazie alla spinta della conversione dei premi di produttività, che è diventata una fonte di alimentazione del welfare aziendale proprio grazie alle novità del 2016, cresce grazie al fatto che sempre di più i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono l'obbligatorietà di erogazioni di solitamente contenuti ma esistenti importi di welfare da parte di tutte le imprese che applicano il contratto collettivo, ma soprattutto cresce per la costante crescita dei piani cosiddetti on top, cioè dei piani che vengono definiti nelle singole aziende senza alcun obbligo a farlo in ragione di premi di produttività o di obblighi di contratto collettivo, ma che vengono definiti e profilati sull'esigenza della singola azienda. Aziendale non sarà direttamente toccato dalle risorse del PNRR, ma il futuro prossimo invece sarà molto più coinvolto dall'attuazione della cosiddetta delega fiscale. Come è noto, il governo ha approvato un disegno di riforma di tutto l'impianto fiscale italiano che riguarderà anche i redditi d'impresa, i redditi da lavoro e i redditi personali. Questi saranno probabilmente i decreti più complessi nell'attuazione della delega fiscale e dovrebbero vedere luce, dovrebbero perché tutto dipenderà anche dalle risorse che saranno trovate nel corso del 2024. Chiaro che laddove questi interventi fossero, come il governo anticipa, piuttosto ampi, allora potrebbero intervenire anche sul welfare aziendale. La delega prevede l'ampliamento dei servizi di welfare con l'inserimento della mobilità sostenibile che è già inserita nei principi di delega, la speranza degli operatori, ma direi anche la necessità per le imprese, i sindacati, ma direi anche proprio per la tenuta del nostro paese, è che nell'attuazione della delega non vi siano operazioni in diminuzione del welfare aziendale, perché il welfare aziendale, quando correttamente concepito, non solo comporta un vantaggio per i lavoratori che ricevono il benefit, non solo comporta un vantaggio a bilancio per l'azienda, ma comporta un grande vantaggio anche per lo Stato perché il welfare aziendale, non essendo trasferimento monetario, comporta sempre maggiore gettito, maggiore lavoro, tra l'altro lavoro regolare perché il welfare aziendale si attua solo accedendo a servizi regolari e quindi movimenta le risorse economiche del territorio e dell'intero paese. La piccola e media impresa può accedere al welfare aziendale esattamente come la grande, perché i vantaggi economici, i vantaggi fiscali e contributivi previsti dal testo unico delle imposte sui redditi non sono, tra l'altro non sono incentivi, ma è proprio un dato strutturale, sono i medesimi indipendentemente dalla dimensione di impresa, per cui possono essere ovviamente diversi valori assoluti, ma in termini percentuali, tanto quanto a vantaggio Luxottica, tanto quanto ha il vantaggio il piccolo tabacchi con due dipendenti. La difficoltà per la micro e piccola impresa è conoscere le novità, affrontare comunque temi, fronti fiscali meno noti delle normative ordinarie e organizzare il costo di organizzazione dei piani di welfare.
Allora, in questo senso, per la micro e piccola impresa, la soluzione più logica è mettersi insieme, o facendo parte di vere e proprie reti giuridicamente intese che vengono costruite per il welfare o vengono costruite per altri motivi e poi gestiscono anche il welfare, o accedendo ai servizi offerti dalle proprie associazioni datoriali che solitamente appunto profilano i propri associati e offrono servizi similari, o aggregati dagli stessi provider di welfare che hanno interesse economico a tenere insieme aziende nello stesso territorio e solitamente con composizioni demografiche simili. Da ultimo, non dimentichiamo in un territorio come quello veneto gli enti bilaterali che stanno sempre di più diventando dei veri e propri gestori di welfare aziendale.